Amici, finalmente ci siamo. Dopo le prove di ieri pomeriggio siamo pronti per immergerci in questo meraviglioso contest. Scoop Factor, venite con me che vi presento la giuria. Ovviamente già li conoscete i nostri artisti e il presidente di giuria, Diego Paura. Buonasera, siamo raggianti per questo gran finale, aspettiamo di conoscere il vincitore o la vincitrice di questo contest. Il prof Amedeo Colella. Sarò assolutamente equo e voterò secondo coscienza, anche perché sono fra due Dieghi. Diego Sanchez, cosa ci dici di questo contest? Sei pronto? Prontissimo, e se lui sarà equo io sarò canone, il famoso equo canone. Bellissimo, ed ovviamente ci sono anche Napoli Antica e qui con noi la voce Nadia Pepe. Sì, niente, io sono contenta perché finalmente forse qualcuno canterà per noi. Oh, finalmente, ci piace. Cosa ne pensi invece di questo contest? Ah, bellissimo, io sono veramente caldo e sono curioso di sapere, perché so che i partecipanti ci metteranno il cuore da quello che ho sentito, quindi sarà difficile veramente e sono emozionato anch'io come saranno loro. E beh, insomma, io non vedo l'ora, c'è una grande emozione che aleggia perché tengo quasi un freddo in gola, sarà l'aria condizionata, non lo so, però auguro buona fortuna a tutti e buon divertimento. Quindi, amici che ci state seguendo di Napoflix, restate con noi perché ci saranno tanti artisti, cantanti, ballerini, poeti, ne vedremo delle belle, chissà chi vincerà. Allora, il titolo è L'invincibile armata in rima baciata di Renato Gaiazzo. Eran 300, stagionati e forti, da casa si partiro e non son morti. Assetati di cultura e svago, qui vi sian corsi, desiando esporre al sol i petti e i dorsi, ma giunti alla fin il tempo è stato inclemente e tutti ci ha fregati malamente. E però, per dirla napolitanamente, chi se scorderà l'amicizia fatta ultimamente? E serate matte, tuffi in piscina, l'animazione è a buona, dici ma discreta, va, cucina. E soprattutto terremo a mente il cast degli artisti, dal docente di dialetto professor Colella ai Napoli Antica, la cui cantante è giovane e bella, dal conte di Nom e Fatto a Sanchez Diego, che quando cantano ti fanno core china e fuego. Apposta per ultimo Luciano ci ha lasciato, uno dei più grandi tenori che mai sia nato, digno erede dell'autore del Sole Mio, ovvero in d'Italia, dico io. Però sì è vero che non c'è rosa senza spine, tra tutte è più spinosa e certa è Clementina. E vabbè scherzo, che se Lezio Franco non ci fossero stato, sto viaggio e tant'altri a rete a capo ci fossero duzzata. Torniamo all'italiano. Or però concludere voglio con Elisir d'amore di Donizetti. Con Elisir d'amore, prediletti delle stelle, rinverdite, rifiorite, impinguate ed arricchite, io vi lascio gran tesoro e il servo vostro Gaiazzo Renato auguro a tutti voi fortuna e oro. Eccoci qui anche oggi con le nostre gemelline Sabrina e Alessia. È andata alla grande anche questa volta il contest? Sì, lo organizziamo con veramente tutto il cuore in ogni edizione della Crociera della Musica Napoletana, proprio perché vogliamo che i nostri ospiti si sentano protagonisti di questa settimana meravigliosa che passiamo insieme in mezzo al mare. Tanto io vi faccio sempre i complimenti perché siete pronti a riprendere ogni momento in tempo reale. Andiamo sulle pagine della Crociera della Musica Napoletana e di Scoop Travel e ci sono tutte le foto e video. Certo, io ho proprio dovuto scattare tutte le foto, infatti sono io prendetevela con me se non vi piacciono le foto, su Facebook Crociera della Musica Napoletana. Quindi continuate a seguirci perché stasera ci sarà il concerto di Gianni Conte e poi ancora tante belle cose, a parte poi che domani ci sarà la partita del Napoli, la premiazione. La vediamo insieme, tutti insieme qui. Sempre Forza Napoli, ci sarà la premiazione nel pomeriggio. Sì, premieremo i nostri ospiti, i nostri artisti, un po', non vi svelo niente però, non voglio svelarvi nulla. Ma una cosa è certa, alla fine di questa crociera saremo tutti simboli di napoletanità in tutto il mondo, quindi restate con noi, soprattutto restate con la Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana. Allora, ci sta questo signore che non è mai stato a Capri. Allora, quindi va a Capri e come tutti quanti noi penso che chiunque sia stato a Capri, la prima cosa che fa va a vedere, la signora non è mai stata a Capri. Cioè,
La curiosità è quella di andare a vedere la strada dove ci sono tutte quante le griffe, no? Tutti i negozi firmati, via Camarano. Quindi chi si sta camminando, quindi quando bello pure via si ferma vicino a questo magazzino, vede tutta sta roba bella elegante, dice incuriosito, dice io stavo quante cose, quando me posso accattare sta roba, però incuriosito piglio trasi in un magazzino e trovo questo commesso orecchio. Entra dentro a questo negozio e quindi trova questo commesso un po' variopinto, un po' frufru praticamente. Entra e quindi chi si commuove fa buongiorno, benvenuto a Capri, come va, tutto bene? No, grazie, guardate, sono venuto, volevo se è possibile sapere il prezzo di quella camicia di cotone che sta in vetrina. Ho commesso come sento cotone sbianca. Camicia di cotone! Quella lì è una camicia di seta indiana, cucita filo per filo per filo per filo per filo per filo da 45 indiani. Vabbè, scusate, non volevo offendere a tutte e 45, ma ne conosco ne manca. Ma giusto per sapere il prezzo. Quella camicia costa 2.486 euro a voi. Così lo fa? Grazie, grazie. Vabbè, ci troviamo facendo, giusto così per sapere, quel pantalone di lino che sa... Pantalone di lino! Ma come si permette? Quello lì è un pantalone di cashmere, cucito a filo per filo per filo per filo per filo per filo per filo da 86 cashmiresi. Ma no, non so pure andati, che si chiamano questo cazzo. Vabbè, e come posso sapere il prezzo? Quel pantalone costa 7.432 euro a voi. Bello cashmere che... Vabbè, ci troviamo facendo, chiudendo proprio tu manichini. Scusate, quel mocassino di... Ma non sono davvero lì, tu qui. Comunque... Quel mocassino lì è un mocassino di coccodrillo indiano nano, cucito per filo per filo per filo per filo per filo per filo da 745 nani indiani. Ma no. Vabbè, non sapevo il prezzo. Quel mocassino costa 12.431 euro. Se vuoi a caso. A voi. Giustamente, vabbè, grazie, poi eventualmente ripasso quello che dicevo tu quando prima questi prezzi così e questo sta per andare fuori, poi certo tu dici ma perché ogni volta che hai il tuo prezzo pigli e ritorni, scusate, giusto così l'ultima curiosità signor commesso, ma come mai ogni volta che lei diceva il prezzo poi faceva una pausa e poi diceva a voi? Io commesso, è semplice caro cliente. Io dicevo il prezzo, lei in testa faceva Ngul e io a voi! Grazie. Bravo Diego Sanchez! Guardate qui, 16ª crociera della musica, arte e cultura napoletana e non poteva mancare un simbolo di napoletanità in tutto il mondo, Donna Luisella. Grazie Magda, buonasera a tutti. È un piacere vederti qui in questa crociera. Oggi ci siamo divertiti tantissimo con questo contest Scoop Factor. E in questa occasione Magda volevo ringraziare e dire soprattutto questa è stata la mia prima esperienza di crociera e vorrei ringraziare Francesco Spinosa, titolare della Scoop Travel, agenzia di viaggi, che mi ha dato l'opportunità di far parte di questa crociera e poi che dire, mi sto divertendo tantissimo, ringrazio tutto lo staff della Scoop Travel, quindi magari ci rivedremo alla prossima crociera. Sì, domani sarà la giornata conclusiva di questa bellissima esperienza tutti insieme, ci ritroveremo al Ponte 12 discoteca Biblos per le premiazioni e tu ovviamente sarai premiata come simbolo di napoletanità in tutto il mondo perché realmente incarni proprio il simbolo di Napoli, anche perché con questo tuo ristorante attiri tanto turismo
turismo. Sì, certamente, anche perché ci troviamo in un posto bellissimo di Napoli che tutti conoscono, il Borgo Marinari, Castel dell'Ovo, quindi invito tante persone a venirci a trovare. Mi troverete lì nelle vesti di Donna Luisella ad accogliervi. Quindi mi raccomando, ci vediamo tutti da Donna Luisella, da lunedì saremo a Napoli, quindi veniteci a trovare. Grazie mille a tutti. Ci troviamo dietro le quinte del Teatro dell'Opera e finalmente siamo pronti per questo spettacolo di Gianni Conte. L'emozione adesso c'è? Tantissima emozione, certo, a momenti si ha lì. Oltretutto concludo con questo concerto, concludiamo poi i concerti di questa splendida crociera. Questo ci dispiace un po'. Ci dispiace moltissimo, però sento anche un po' l'onere, il peso di chiudere e quindi di fare anche una bella figura, ovviamente. C'è un bellissimo pianoforte sul palcoscenico, suppongo che tu ti esprimerai proprio attraverso il pianoforte. Certamente, io nasco pianista, poi dopo ho deciso anche di cantare, quindi mi divertirò doppiamente stasera. Qualche anticipo di brano? Qualche anticipo di brano, potrei non fare Luna Rossa, secondo te? Certo che la faccio. Quella sicuramente. Certo, poi ci saranno delle sorprese, è un brano che ho composto io per Edoardo De Filippo, no? Poi spiegherò durante il concerto, insomma. Allora adesso ti lasciamo concentrare perché l'emozione è tanta, poi magari ci dirai le tue impressioni del concerto e anche e soprattutto del pubblico che sicuramente ti darà tanti consensi perché è qui per te. Speriamo, perché ogni serata non si sa mai, se è un successo io me lo auguro, mi auguro che la gente veramente si diverta. Quindi a breve il concerto di Gianni Conte. Grazie, ultimo applauso per Gianni Conte, per tutti gli artisti tranne che per Diego Sanchez.
io non ci volevo vedere. E adesso c'è un messaggio per voi. L'appuntamento è dal 28 settembre al 5 ottobre 2025 a bordo di MSC Grandiosa per l'edizione 16 bis della Crociera della Musica Napoletana. Gente magnifica, gente, chi tanto e chi niente, noi stiamo a guardare. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che aiuta la gente, se non cerca niente, non parla e si sta. Gente magnifica, gente di questa città. Ma per voglio che guardano in cielo e non fanno parlare. Sti vogliono non fila e speranza di mana c'è sta. Sti vogliono da isole e braccia e si vanno salvare. Ci sta tutta la magnifica gente di questa città. Gente magnifica, gente vicina e distante dalla nostra realtà. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che vede e che sente e fa finta di niente ma non sa spurcare. Gente magnifica, gente di questa città. Ma per aiuto che toccano fuoco e si vanno bruciare. Questi guaglioni che stanno crescendo e si vanno imparare. Questi guaglioni da isole e braccia e si vanno salvare.